regista anche delle sue opere teatrali, è Davide Enia, come avete visto. Abbiamo lo scorso anno un po' scommesso su questa cosa, che saremmo riusciti a rivederci, perché il programma viene preparato tra novembre ed aprile, viene chiuso a maggio e era il momento proprio dell'inizio della campagna vaccinale più robusta. Abbiamo buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo e sperato di riuscire. Effettivamente fino adesso a settembre le occasioni in presenza sono state tutte rispettate, anche se non è possibile avere qui tutti coloro che avrebbero voluto essere presenti. Tuttavia riparte la sezione teatrale con l'Orizzonte in fuga. Il primo grazie quindi a voi che siete presenti e in maniera complementare a coloro che sono a casa e che in qualche modo ci seguono ugualmente, e come dire, un grazie anche a tutti coloro che rendono possibile come volontari il fatto che possiamo, nel rispetto delle norme, che speriamo si allarghino, ma non sembra che le maglie siano così propense al momento a farlo, possono essere più numerosi in presenza. Davide Enia, drammaturgo, ha vinto diversi premi e riconoscimenti a livello nazionale, narratore, scrittore, per esempio Appunti per un naufragio è il libro che ho per le mani, e che è quello da cui poi, dove sono stati raccolti tutta una serie di elementi e di dati che poi sono confluiti nell'opera teatrale L'Abisso. Ci parlerà stasera di alcuni termini, alcune parole: limite, confine, frontiera, e già le parole assumono un significato un poco più pesante, quindi ci porterà a riflettere sull'utilizzo anche di alcune di queste parole, che creano a loro volta consenso oppure qualche volta anche atteggiamenti ostili, e lo farà dalla sua esperienza. Palermitano, anche se vive a Roma attualmente, dalla Sicilia, che lui stesso dice scrivendo: sono consapevole essere come dire un po' il confine meridionale, oltre che avere una cultura isolana, a sé stante, essere un po' il confine meridionale. Ha sentito a un certo punto l'esigenza di spostarsi fino a Lampedusa ed andare a vedere in quest'ulteriore confine, o se vogliamo orizzonte, che sta magari negli occhi di chi punta verso quell'isola, come fosse la situazione, la tragedia di cui molto spesso noi sentiamo parlare, conoscendone solo in parte l'effettiva quotidianità. E racconta sia nello scritto, e vediamo stasera se ci ripropone questo, come accanto alla tragedia, alla disperazione, ci sia però anche molto altro a Lampedusa. C'è l'umanità di coloro che intervengono, c'è il lavoro della Guardia Costiera, dei medici, degli infermieri che soccorrono. Vi ricordo che Bartolo era stato qua, per chi di voi c'era, un paio d'anni fa, e soprattutto aveva incontrato in una sera al Concaverde molto bella, in una mattina 300 studenti. Era stato commovente il racconto che ci aveva fatto dell'attività a cui dedica le sue ore. Dunque un tema legato a questo orizzonte dell'isola di Lampedusa, che si intreccia con questa riflessione sulle parole che assumono alle volte un significato pesante. Il sottotitolo di questo L'Orizzonte in fuga, di cui ci dirà, è Conversazione teatrale. Ha preferito, rispetto a pièce o qualsiasi altra definizione di un'opera teatrale, l'idea della conversazione, che è un'idea che diventa particolare nel teatro. Certo, la conversazione presuppone che ci sia un interesse profondo tra chi parla, chi ascolta e chi poi a sua volta parla. Se qualcuno di voi ha seguito ieri sera la conversazione proprio tra Agnese Mori e Adriana Faranda, ha in maniera lucida che cosa può essere in senso umano la profondità e la consistenza di un'effettiva conversazione. Nel teatro magari può essere qualcosa di diverso, è un andare verso il pubblico di chi è attore e si trova sul palco, ed è un essere disposti come pubblico a lasciarsi interrogare e a riflettere sulle indicazioni, sugli spunti che ci vengono forniti. Per questo, su questi temi, noi possiamo pensare che è un momento di
teatro civile, non per dare un'etichetta che pure c'è nel teatro quando si parla di aspetti sociali della nostra vita, del nostro mondo, ma per dire che forse quest'idea del conversare, che è un modo di confrontarsi anche sulle cose più difficili, sulle quali intendersi, come questa dell'emigrazione, della tragedia che segue, e anche però dell'umanità che alle volte con questa si incrocia. Mi è rimasto impresso, per esempio, in Appunti per un naufragio, l'attenzione di un'amica di Davide che si presenta al molo con dei sacchi di peluche per poter mettere nelle mani di un bambino qualche cosa che gli faccia superare il momento del frastornamento e della paura, probabilmente, nel momento del suo arrivo. Dunque un insieme di riflessioni che alla fine del teatro ciascuno di noi può portare a casa e che avranno, a seconda di come crede, seguito nel suo cuore, nella sua mente, assolvendo così quello che è lo scopo precipuo del teatro, che è per l'appunto l'idea di poter riflettere su quando abbiamo visto, se ci ha toccato e se ci ha reso consapevoli di qualche cosa che prima non conoscevamo. È per questo che noi siamo grati a Davide e Nia di essere venuto a portarci, come vedremo adesso, la sua esperienza. Lo accogliamo con un applauso e gli lasciamo poi. Grazie. Grazie, siete molto gentili. Questa è la prova del microfono che non siamo riusciti a fare perché i treni portarono su una tratta di 40 minuti, 1 ora e mezza di ritardo, quindi arrivammo proprio al pelo. Infatti dovevo stampare l'intervento, però ce l'ho bello qua nel telefono. Stiamo qua, non si sa mai. Vi ringrazio, io sono Davide e non so se si è capito, sono di Palermo, che è un elemento che bisogna tenere assolutamente presente per riuscire in qualche modo a decrittare il senso di svelamento profondo che ha avuto l'esperienza che sto per raccontarvi. Io vado a Lampedusa, sentite bene voi? Ok, va bene. Io vado a Lampedusa, attenzione, mentre cerchiamo di equalizzare, c'è qualcuno, non so dove sia, qualcuno che sa la parte fonica. Ecco lì, sentite un pochettino meglio? Io posso dire così, giusto quando facciamo il soundcheck, dico cose a caso, tipo Zoff Gentile Cabrini, Oriali Colovati Cirea, Conti Tardelli Rossi, Antonioni Graziani, commissario tecnico Enzo Berzot. Ma posso dire anche Valdin Perze, Leandro Junior, Rosca, Lusigno, Tonino Salesa, Socrate Falcone Serghigno, Zico ed Er, commissario tecnico Tele Santana. Ci siamo? Posso continuare? Se no dico anche, c'era una volta un re, Befè, Biscotto e Minè, che aveva una figlia, Bifiglia, Biscotto e Minè, che aveva una cedro, Befeddo, Biscotto e Mineddo. La cedro, Befeddo, Biscotto e Mineddo da figlia, Bifiglia, Biscotto e Minè da re, Befeddo, Biscotto e Minè spirio, uno si nemico, la cedro, Befeddo, Biscotto e Mineddo da figlia, Bifiglia, Biscotto e Minè da re, Befeddo, e poi posso continuare per un'altra mezz'ora così, ma direi che non è il caso. Vado a Lampedusa cercando di rispondere a una domanda: come si può raccontare il tempo presente nel momento della crisi? Vi do già la risposta: non si può. La parola fallisce sistematicamente, tanto che io chiamo quello che vuole essere un romanzo Appunti per un naufragio. Perché vado a Lampedusa? E poi perché sto tanto insistendo sulla mia soggettività? Perché sono io che scrivo. Il primo dato da tenere in considerazione è che il testo non è un'operazione neutra, ma è una scomposizione del reale ricomposta in parole fatta da un soggetto. Il soggetto Davide è nato a Palermo e vado a Lampedusa per il più egoista dei motivi. Lampedusa per me è casa, è estensione della mia Sicilia. La conosco da quando sono piccirito, perché sono figlio di medici,
E mia mamma, che era neuropsichiatra infantile, andava ogni tot a Lampedusa a lavorare con i bambini che avevano difficoltà di apprendimento. E quindi quando mancava succedevano due cose. La prima è che rimanevamo da soli con mio padre, mio fratello Giuseppe, e mangiavamo solo scatolette di tonno o andavamo soltanto in trattoria, perché mio padre non sa cucinare. Ma quando mia madre tornava mi portava dei racconti legati a questa isola lontanissima dal nome esotico. E quindi è un nome che in qualche modo mi è rimasto dentro fin da quando sono bambino. E io inizio la frequentazione più o meno continua dell'isola di Lampedusa dal 2011, anche se c'ero già andato a inizio anni 90 e poi negli anni 90 in vacanza con la nave da Porto Empedocle. Quindi è un'isola che io già conosco nel momento in cui vado. E continuo ad andare in questa isola e inizio a studiarla. E c'è un aspetto che secondo me è già nella natura delle cose che ci serve come presagio. Lampedusa fa parte, dal punto di vista politico, del blocco Europa, tanto da essere il punto più a sud dell'Europa. Ma dal punto di vista geofisico appartiene alla placca tettonica africana. Cioè Lampedusa è Africa, è legata all'Africa. Tecnicamente è un horst, si chiama, cioè è un altipiano emerso. E questo lo si nota stando a mare. Il mare che separa Lampedusa dall'Europa, il Mediterraneo, il canale di Sicilia, è blu scurissimo, perché scende immediatamente a 200 metri e arriva fino a 1,5 chilometri. Il mare che separa Lampedusa e l'Africa è bassissimo, è chiaro, 20, 15, 30 metri di fondale, proprio perché sono attaccate. E Lampedusa sta avanzando nella deriva dei continenti verso l'Europa. È proprio l'avanguardia dell'Africa che sta avanzando. Ci racconta qualcosa che noi da meno di un secolo abbiamo dimenticato, che tutto si muove. Si muovono gli uccelli, si muovono i pesci, si muovono gli astri, si muovono i continenti, perché la mobilità è vita. Vuoi che non si muovano gli esseri umani? Nel mio giungere a Lampedusa, per scrivere il romanzo, ho un'intuizione di quelle che riconosco come movimento del corpo, probabilmente per prossimità con il lavoro di scrittura ho iniziato a processare i movimenti del mio corpo e poi ho esplorato durante le sessioni di terapia alle quali ho partecipato, e che è una cosa che consiglio a tutti, che fa benissimo andare in terapia. Perché, e questo è un altro gancio fondamentale, non è tanto interessante quello che emerge dalla terapia, questo non è mai interessante, né tantomeno quello che dice il terapista. Ma è interessante che tu, che sei in terapia, inizi a nominare quello che ti è successo e senti la tua voce che sta battezzando l'esperienza che ti ha segnato. E inizi a ragionare quindi sulle parole che stai adoperando. Anche qui abbiamo a che fare con un processo di scrittura, ma tutto è scrittura. Lo spasmo del corpo mi sta raccontando di un'ansia, di un dolore. Ecco, io ho a un certo punto un'intuizione, ho questa frustata che mi risale dal coccige fino alla nuca e mi dico, minchia, ma perché non mi porto mio padre a Lampedusa? Lo chiamo, la telefonata va così. Pronto? Pronto. Ciao papà. Ciao. Ti passo mamma. Dico, no mamma, guarda, veramente voglio parlare con te. Perché mio padre
è di Palermo. Io sono di Palermo e mio padre è uguale a tutti i papà di Palermo dei miei amici, che sono uguali a loro volta ai loro padri, che sono uguali ai padri dei padri fino a un rilancio infinito. Mio padre è muto, ma è muto di una mutezza che in una settimana dice: oh, sì, fame, forza Palermo. E se il Palermo perde, minchia schifo. E basta. E io quindi, mentre sto chiedendo a mio padre di venire con me a Lampedusa, mi chiedo: ma perché mi sto portando mio padre, che è una persona con la quale io non ho un rapporto comunque di confidenza. Cioè, nel viaggio è anche bello discutere con qualcuno. E quindi partiamo con l'aereo, io e mio padre. Dopo che io continuavo ad andare a Lampedusa e non riuscivo a trovare una dimensione di possibilità di apertura del racconto. E nel viaggio con mio padre, che in realtà è il primo del momento in cui io decido di raccontare, succedono due cose. La prima, che incontro Simone. La seconda, che partecipo al primo sbarco della mia vita. Arriviamo a Lampedusa e mi viene a prendere la mia amica Paola, dalla quale peraltro vado domani torno a Lampedusa per l'anniversario del 3 ottobre. Io e mio padre usciamo dall'aeroporto a piedi, troviamo Paola, che è molto attiva nel tema dell'accoglienza, e una dei volontari che va sul molo a dare quel minimo di decenza alle persone che sbarcano, che non sai da che cosa arrivano, e mi dice subito a bruciapelo: Davido, tra 5 minuti c'è uno sbarco, non sei venuto per questo a Monì? Io frastornato con mio padre là, mi trovo, dopo neanche 12 minuti che sono atterrato a Lampedusa, sul molo Favaloro e assisto al primo sbarco della mia vita. C'è una frase che si dice spesso tra le persone che partecipano agli sbarchi: il primo sbarco non si scorda mai. Ed è vero. Io non so quanti sbarchi, io ho perso il conto di quanti sbarchi mi sono fatto a Lampedusa. Meno di 200, più di 130. Là in mezzo c'è il numero di sbarchi che ho fatto. E devo dire che tendenzialmente sono stati quasi tutti molto tranquilli. In più io non ho mai visto il morto. Quasi tutti, tranne uno che è stato emotivamente molto impegnativo, ecco. Il primo. Innanzitutto per i numeri. 523 persone su 3 motovedette erano state recuperate. La dinamica dello sbarco è istruttiva anche della modalità con cui avviene il soccorso. I primi che sbarcano sono i neonati. 2 tenuti dai rescue swimmer, sono le figure che calzano le mute arancioni e nel caso di necessità si lanciano nelle onde, e i 2 rescue swimmer prendono i neonati e di corsa li portano all'ambulanza che li porta immediatamente al poliambulatorio. Lampedusa non ha l'ospedale. Dopo sbarcano i bambini. E avevano 6, 7, 8 anni, sono una ventina, quasi tutti scalzi, chi non è scalzo indossa dei calzettoni di spugna. E io vedo là che i volontari danno merendine, bicchieri d'acqua, pupazzetti viola a forma di dinosauro per giocare e coperte termiche. Anche i bambini vengono presi e portati al poliambulatorio. Dopo è il turno delle ragazzine di 12, 13, 14 anni.
E le ragazzine, non appena mettono il piede sul molo, come se nel compiere quel gesto venisse bruciata l'ultima stilla di energia che hanno in corpo, le ragazzine svengono, una dopo l'altra, e ci troviamo tutti quanti noi sul molo a correre, a cercare di sorreggere per evitare che cadano in acqua, che sbattano la testa e continuano a svenire una dopo l'altra. Sono 200. Io perdo completamente il senso del tempo, cioè non so se siano passate un'ora e mezza, 2 ore. Compio azioni che vedo compiere accanto a me da persone che si trovano in quel contesto da mesi, qualcuno da anni. Così assisto allo sbarcare dei ragazzi e senza più una conscia notazione del tempo che è trascorso, esco fuori dal molo, sono entrato perché io avevo un tesserino, mentre mio padre è rimasto fuori, vado subito da mio padre e sento di essere abbastanza frastornato, però mi aggrappo al conosciuto e gli dico: papà, ma che cosa è successo? Dice, ma che cosa abbiamo visto? E mio padre, il muto, mi risponde: non ho le parole per esprimere lo spaesamento che ho letto nei loro occhi e che ho provato io nel vederli. È stato come quando ho saputo che allo zio Beppe, mio fratello, è tornato un cancro dopo che ne aveva già sconfitto uno. Una di quelle situazioni in cui viene da gridare: ma che cosa posso fare? E non ottengo risposta. In quel momento sento che sta succedendo qualcosa. Innanzitutto mio padre ha parlato e lo ha fatto aprendosi con una spudoratezza che io non credevo possibile e immettendo di forza dentro l'esperienza un'altra persona da noi due amatissima, che è mio zio Beppe, nel suo momento di massima fragilità, il cancro. Mio padre è medico, anche lui è cardiologo, e anche zio Beppe era medico, nefrologo, una famiglia di medici. Usa la fragilità del dato biografico per provare a nominare ciò che è innominabile. Ed è davvero innominabile quello che abbiamo visto, perché uno dei nomi di questo innominabile è la storia. Nel momento in cui tu vedi uno sbarco, comprendi che sta accadendo la storia, quella che cambia il corso delle cose, che finisce nei libri e che determina lo stato delle cose. E la storia sta portando avanti i corpi degli esseri umani con numeri che prima non c'erano mai stati. La scrittura quindi si trova, ma questo io credo accada sempre, a oscillare tra due estremi: lo smisurato e il piccolissimo. E il piccolissimo sono io lì a Lampedusa, che non ho le parole, non so davvero come raccontare questa cosa. E continuo a macerarmi finché non incontro Simone. Simone è il sommozzatore che materialmente trova il relitto del 3 ottobre. Vi ho detto all'inizio che io domani vado a Lampedusa perché ci sarà la commemorazione del 3 ottobre. Cosa accade il 3 ottobre? Il 3 ottobre 2013, a 500 metri da Lampedusa, versante sud, quindi venendo
dalla Libia erano salpati. Non è ancora l'alba, ma vedendo qualche luce, qualcuno per dare segno della propria presenza dà fuoco a una coperta sul ponte. Però c'è del kerosene, quindi si crea una vampata e tutte le persone che sono sul ponte immediatamente si spostano. Questo crea uno squilibrio in un assetto già precario e il barcone si rovescia e sprofonda. I corpi morti alla fine recuperati saranno 368. Solo che nelle successive 24 ore il relitto non si trova. E allora le forze di polizia, la Guardia Costiera, la Finanza che sono lì chiedono aiuto ai sommozzatori lampedusani. E Simone è uno di questi, molto esperto, e figurati, chi meglio di loro conosce i fondali dell'isola? E Simone è colui che trova il relitto. Lo trova appoggiato su delle alghe a 30 metri. E mentre si immerge, mi racconta che inizia a trovare dei cadaveri sospesi in acqua e mi fa: Davido, io nuotavo e piangeva e nuotavo, cioè, nuotavo e piangevo e nuotavo. Arriva sul barcone e trova un paio di persone morte deposte proprio a poppa e lui è il primo a entrare nella stiva per controllarlo. Apre la stiva e scopre 200 cadaveri e mi dice: Davido, mi viene in arrivuglio e basta. Io so esattamente cos'è l'arrivuglio. È il movimento che fa inturciuniare lo stomaco, lo rende di pietra, per chi mi ruda le budelle si attorcigliano e non riesce più a parlare. E Simone non disse più nessuna parola. E io capii due cose. La prima, che io con i lampedusani, con la Guardia Costiera, con i residenti, con i pescatori, istintivamente parlavo in dialetto, che è la lingua della culla per me, io penso in palermitano. E mi veniva più facile confessare in so con era successo, utilizzando l'immediatezza del dialetto. Ed è questa la grande linea di differenza tra tutto ciò che io leggevo e studiavo prima e il mio reperimento di prima mano, l'uso del dialetto nella comunicazione con le persone. Ma il mio dialetto è molto particolare. A Palermo a meglio parole chi da che non si dice. La miglior parola è quella non detta, perché si parla col corpo. E il corpo di Simone, muto, schiantato dall'esperienza, mi stava raccontando un silenzio che io conosco perché è il silenzio che mi ha costruito come essere umano. Ci sono nato in quel silenzio. E come me c'è nato mio padre, e il padre di mio padre, il padre del padre di mio padre, e via dicendo. Ho capito quindi che possedevo una chiave per intrudere nel linguaggio di coloro che stanno da questa parte della frontiera. E questo quindi è stato il primo passaggio di comprensione rispetto alla scrittura. Definire il dialetto come strumento d'elezione per comunicare e del dialetto comprendere la vastità dei silenzi per approdare a una delle due parole chiave per comprendere il nostro contemporaneo. In realtà sono due parole che ci portiamo dal Novecento. La prima è trauma. Tutte le persone che io ho incontrato, tutte vuol dire tutte,
tutti i residenti, tutti i pescatori, tutte le forze di polizia, tutta la guardia costiera, tutto il personale medico. E ho avuto conferma anche da mio padre, per il periodo che stava con me, perché poi di tanto in tanto tornava con me. Tutti sono traumatizzati e soffrono di quello che tecnicamente si chiama sindrome da stress post-traumatico. È una sindrome che è stata diagnosticata abbastanza recentemente con la guerra del Vietnam e si è compreso che un'emozione, una situazione emotivamente ingestibile causa un trauma nella persona che la subisce. Il trauma di Lampedusa ha una data, e quella data è 3 ottobre, ma quello è soltanto l'inizio del trauma, che il 3 ottobre muoiono 368 persone, ma che morivano si sapeva. Lo sanno i pescatori che sistematicamente recuperano cadaveri dentro le barche, con le reti, e che in un sistema per il quale ogni volta che viene preso il morto e consegnato sulla terraferma, la barca ti viene bloccata, perché ci sono le indagini da fare, è facile ipotizzare che molti dei cadaveri siano stati ributtati in mare per evitare che l'unica fonte di sostentamento in un'isola in cui la prima economia è la pesca, ecco, per evitare che la barca venisse bloccata. Ma quel giorno i cadaveri sono dappertutto, sono nell'isola, vengono deposti nel grande hangar, si vedono. Il fatto è che per i 2 mesi successivi vengono nell'isola i parenti delle vittime e ad accoglierli ci stanno i lampedusani, perché manca una struttura, che è un grande tema ricorrente del Sud, il vuoto dello Stato, figurati in un'isola lontanissima. E quindi queste persone si trovano un carico di dolore che nessuno è in grado di gestire. Dai racconti che ho ottenuto arrivavano queste persone con le quali non possedevano neanche la lingua franca comune dell'inglese, che non tutti lo parlano, da una parte e dall'altra, e si abbracciavano e piangevano, trovando come elemento di condivisione proprio la tragedia. Questo crea lo scenario del trauma, che è la prima parola che dobbiamo tenere presenti. Allora io continuo a interrogarmi sul perché mi sono portato mio padre a Lampedusa, cioè qual è il senso di questa prima intuizione, e continuo a chiedermelo e mi scontro con un duplice fallimento. Il primo, il fatto che non riesco a scrivere quello che voglio scrivere, finché non faccio il salto, che è entrare talmente tanto in confidenza con le persone da ottenere da loro la possibilità che le loro voci vengano registrate. E quindi io il testo esattamente come viene detto. Mi aiuta molto la mia provenienza nel mondo del teatro, cioè io faccio un doppio lavoro. Il primo è ascoltare la voce delle persone. Diciamo che ho una memoria abbastanza forte per riuscire a trascrivere un dialogo di mezz'ora senza registrazione abbastanza fedelmente. Non tutto, ma diciamo alcuni blocchi. Ma l'aspetto, secondo me, dirimente di questa ricerca è che io osservo le persone mentre mi raccontano. Cioè leggo il loro corpo e leggo del corpo il momento in cui si spalanca il trauma e le parole falliscono e non riescono a raccontare. Ogni trauma ha bisogno di un tempo perché esso trauma venga slatentizzato. Noi abbiamo nel Novecento un esempio indicativo, con un'unica luminosissima eccezione. L'eccezione è Primo Levi, che scrive
quasi subito se questo è un uomo. La regola è che tutti i sopravvissuti ai campi di concentramento e di sterminio iniziano a raccontare nella seconda metà degli anni 60, dopo 20 anni, perché più o meno quello è il tempo per accettare il fatto che è successo qualcosa, riuscire a trovare le forze per affrontarlo, e non è detto che questo riesca, e se questi due passaggi si riescono a superare, provare a trovare le parole per nominare. L'esempio non è fatto a caso, perché è fatto sulla seconda parola che racconta il nostro presente, ora ci arriveremo, e quella parola è lager. E non avremmo mai voluto continuare a parlare di lager nel 2021. Eppure qualche mese fa l'Italia ha rifinanziato la Libia, consci del fatto che con le nostre finanze, con quelle dell'Europa, vengono tenute in piedi delle strutture che sono dei lager. Il trauma ha bisogno di cura, ma al tempo stesso di un'operazione chirurgica per riuscire a comprendere l'origine di ciò che accade. Noi abbiamo in questo momento una storia che si dà e un racconto della storia stessa completamente monco, perché abbiamo soltanto una versione, tendenzialmente è una pluralità, ma è un unico blocco, ed è il racconto della storia da questa parte della frontiera. Tutto quello che arriva nei mezzi di informazione, arriva nell'ambito letterario, è fatto con questa lingua, con questo linguaggio da questa parte. Perché? Le persone che hanno affrontato il viaggio, passato la Libia, attraversato il mare, sono talmente traumatizzate che non hanno ancora iniziato a raccontare cosa gli è successo. Saranno loro a raccontarci, per esempio, quanto costa una vita nell'Africa subsahariana, quanto costa la tratta nel deserto, che prezzo ha la traversata, o quanti stupri riceve una donna un giorno e per quanti giorni di fila. Tutto quello che noi possiamo fare oggi è recuperare, come in un mosaico di frammenti sparsi, le informazioni. E abbiamo come strumento di recupero e come pagine in cui queste informazioni sono scritte il corpo. Perché il corpo è narrativo. È il corpo delle persone che arrivano a Lampedusa, che sono arrivate in questi ultimi 20 anni. Ci racconta che tutte le donne sbarcate a Lampedusa sono state stuprate. È l'analisi medica a dircelo. Ecco perché c'erano negli anni passati così tante donne incinte nei barconi. Perché la gravidanza aveva rotto l'abuso dello stupro e la donna veniva messa sul barcone. I corpi ci raccontano le violenze nei campi libici. Ce lo dicono le mutilazioni, le amputazioni, le ferite d'arma da fuoco. Non c'è bisogno quindi di ascoltare la testimonianza a voce. Se ci fosse mai il dubbio di una menzogna costruita d'arte per commuovere. Abbiamo segni che sono assolutamente leggibili, come orecchie amputate,
infezioni nelle zone che vengono amputate, lesioni vaginali, buchi provocati da colpi di pistola. La Libia è il grande buco nero della politica, dell'economia, ma anche della narrativa e della letteratura. Sappiamo pochissimo. Quel pochissimo, ripeto, lo desumiamo o dalla lettura del fisico delle persone, dei corpi, o da qualche testimonianza che arriva. Sul ponte di una nave un ragazzo fisicamente integro supplicava gli operatori di farlo parlare con un medico, perché ha detto il ragazzo che lui non dorme da 11 mesi, non riesce a dormire. Cioè, ogni volta che sta per addormentarsi viene svegliato da un incubo, sempre lo stesso, che in realtà non è un incubo, è una memoria, che risale al giorno in cui arriva nel campo libico. Scendono col camion e si trovano di fronte i mitra puntati contro e comprendono che quello è un campo di prigionia. Cioè non è esattamente come gli avevano raccontato che sarebbe andata. E il capo del lager dice che per uscire vivi di lì bisogna pagare una cifra tra i 2.500 e i 3.500 euro, dipende dal paese di provenienza. E pagare è l'unica possibilità che si ha per uscire vivi. Se no gli finisce così. Indica 3 persone, vengono messe in fila davanti agli altri con i mitra puntati contro, entra un'altra guardia del lager con una tanica in mano, la tanica viene aperta, c'è della benzina, cospargono i 3 ragazzi di benzina, accendono un fiammifero e gli danno fuoco e costringono il gruppo a osservare la piromana. Il ragazzo dice: potete darmi qualcosa per farmi dormire, perché da 11 mesi io continuo a rivivere questa scena. Quando si incontrano storie come queste, ci si rende conto della totale schizofrenia di ciò che accade nei mezzi di informazione rispetto a ciò che si recupera di prima mano sul territorio. Per quanto possa sembrare molto brutale quello che vi sto per dire adesso, io ho smesso di osservare il telegiornale, perché mi sono reso conto che mentre mi trovavo a Lampedusa, la notizia che veniva data era completamente diversa dalla realtà dei fatti che io sto vivendo in prima persona. E addirittura i giornalisti che raccontavano gli sbarchi non erano neanche stati presenti al molo. Questo vuol dire che secondo me è salutare creare una sorta di diffidenza benevola rispetto a tutto quello che ci arriva. Perché è possibile intrudere dentro il racconto e magari capire chi è più affidabile di quell'altra persona. Ed eccoci qua a una prima chiusura del cerchio. Perché insisto tanto su di me? Negli appunti per un naufragio e poi nell'abisso, il patto fiduciario che io cerco di stabilire con chi legge è questo: io, Davide, nel momento in cui incontro questa storia, sto vivendo questa dinamica di dolore intimo e personale, cioè la malattia di mio zio Beppe, il cancro, che mio padre ha buttato dentro il racconto, che porterà mio zio alla morte. L'altro aspetto è che, continuando a parlare del rapporto con mio padre, e lì ho capito perché me l'ero portato, cerco di dare un'ulteriore chiave. Perdonate adesso la velocità con la quale affronto questo tema, ma potremmo parlare per una settimana.
Io faccio parte di un ambito culturale, diciamo che è il Mediterraneo, in cui gli uomini vengono cresciuti dalle donne e le donne vengono cresciute dalle donne. I padri sono muti, le madri parlano sempre. Se non parla la madre, parla la nonna o parla la zia. E il modo con il quale impariamo a osservare il mondo, quella sorta di empatia nei confronti del reale, ce lo insegnano le madri. Ma l'occhio che osserva è quello del padre. E da questo dialogo che manca, tra stomaco, viscere, midollo, sangue materno e sguardo del padre, nasce il conflitto. Cioè, Lacan ci ha dedicato la vita. E io mi porto mio padre allora per compiere un'operazione di rinegoziazione dello sguardo. Cioè, è talmente nuovo quello che sta accadendo, ma nuovo di una novità che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Per numero, proporzioni e, altra parola che oggi riusciamo a capire, interconnessione, ovvero sta cambiando il clima, non piove, persone senza acqua, dall'altra parte del mondo, dal sud-est asiatico, dall'Africa subsahariana, si muovono verso l'acqua. Vengono vendute armi da un paese a caso, Italia, in un posto a caso, Siria, scoppia una guerra, abbiamo un numero di profughi siriani come mai c'era stato in tutta la storia della Persia. Perché c'è una guerra e si muovono. Tutto il mondo, l'abbiamo capito finalmente, è interconnesso e qualcosa che accade dall'altra parte ha ripercussioni qui. Ed è talmente nuovo quello che sta accadendo che serve uno sguardo nuovo e di conseguenza servirà un vocabolario nuovo. E il vocabolario sarà quello che loro troveranno quando nella loro lingua inizieranno a nominare il trauma che gli è accaduto. E per avere uno sguardo nuovo, noi tutti più o meno, tranne che forse qualcuno, noi siamo drammaticamente figli dello scorso millennio. Io sono del 1974 e mi porto uno sguardo figlio del XX secolo. Adesso è tutto quanto nuovo. Diceva questo filosofo Wittgenstein che la realtà è una costruzione del linguaggio. Sì, la realtà è una costruzione linguistica. Significa che l'occhio vede quello che vuole vedere. Ma non vede ciò che non vuole vedere, che non lo vuole vedere, perché non ha gli strumenti per vederlo. Esattamente come a occhio nudo non vedevamo noi i batteri, e poi è arrivato il microscopio e ti ha spiegato che la realtà è un'altra cosa. Assistere a 523 persone su un barcone che vengono da 27 paesi diversi del mondo, tutti quelli poveri, ti fa comprendere che c'è qualcosa di epocale che sta accadendo e serve uno sguardo epocale per rendere giustezza alla storia che si dà nel momento della crisi. Rinegoziare lo sguardo significa quindi rinegoziare il rapporto con mio padre. Alla fine è quella cosa lì. Significa forzarlo a parlarmi e forzarmi a parlargli. Perché la condizione di mutezza in realtà prevede anche un'altra persona che non abbia mai stimolato il dialogo. Diciamo che era una mutezza reciproca. E noi troviamo l'elemento che ci permette di costruire il dialogo nella figura di mio zio Beppe, al quale raccontiamo quello che vediamo a Lampedusa. E cerchiamo di rispondere alle sue domande, lo chiamiamo sempre quando siamo assieme e parliamo tra di noi di questa terza figura del triangolo.
L'altro aspetto riguarda la logica relazionale del sistema culturale, linguistico, affettivo dentro il quale noi veniamo costruiti. E quindi la logica simbolica che abbiamo e metaforica di costruzione del mondo, di sua nominazione, è il perché alcune cose ci colpiscono più di altre. Vi racconto questa cosa che ho capito ieri. E ve la racconto per farvi capire quanto è importante ridefinire in un processo di scrittura il punto dal quale si decide di osservare. E il mio è quello di rinegoziazione del rapporto col padre. Io ieri ho capito che sono diventato mio padre, ma per una cosa stranissima. Mio padre, cardiologo palermitano, è un tifoso di calcio molto tiepido. Cioè, ti va a Palermo così, ma non gliene frega, cioè, così è contento. Io mi portavo mio padre allo stadio, cioè non era lui che portava me. La prima volta con me ci è venuto allo stadio, sono un grande tifoso del Palermo. Però mio padre ha questo rapporto con questo signore, che si chiama Paolo, che è un signore un pochettino particolare, signore di 70 anni che è stato adottato dall'edicolante. L'ha adottato, così gli dà da mangiare. Paolo comunque ha una casa, quindi gli dà dei soldi, lo tiene là in negozio e Paolo consegna i giornali solo a una persona in tutto il quartiere, mio padre. E glieli vuole consegnare. E mia madre mi racconta questa scena assurda. Paolo ci va e parla con mio padre di Juventus. E mio padre si è venduto come grande tifoso della Juve. Tanto che gli ha regalato la maglia di Del Piero e lui è tutto contento, va in giro con la maglia. Gli parla sempre solo di Juve. Ogni volta che lo vede gli dice avevamo questa partita qua, c'è De Bala infortunato, però... E mio padre fa, sì, cose difficili. Mio padre poi non conosce i giocatori, quindi nicchia. E poi gli dice sempre, mio padre fa, forza Juve, quello è tutto contento. E io sono rimasto comunque colpito perché mi ha fatto molta tenerezza mio padre, devo dire, veramente. Cioè. È andato incontro ai bisogni di questa persona. Sotto casa mia abita una persona problematica, con la quale siamo stati molto litigati perché urlava sempre. Era abituato a questo rapporto di urla a Roma, poi ha impattato con quello di Palermo, che è cresciuto in mezzo alla strada, perché uno dice sì, vabbè, teatro. Sì, però diciamo 4 aggardi in mezzo alla strada mi sono fatti, noi ci siamo scornati e non ci siamo parlati per anni. Ha avuto una malattia alle gambe e quindi adesso cammina con l'appoggio, con il triciclo. Mi ci sono messo a parlare e lui mi ha iniziato a dire questa Juventus non va bene, va molto male questa Juventus. Facciamo sì, 2 chiacchiere, abbiamo iniziato a salutarci, gli ho offerto il caffè, mi ha offerto il caffè ed è convinto, l'ho capito oggi, che io tifo Juventus e ora mi parla sempre della Juventus Calcio. E ieri mi fa, vado al bar, ma qua saranno contenti tutti, ieri la Roma ha vinto, la Lazio ha vinto, mentre a me mi trattano male che tifo per la Juve, faccio, io ho detto dobbiamo resistere noi juventini, io la odio la Juve, io tifo Palermo. E mentre dicevo questa cosa dicevo, eccola cazzo, sono diventato mio padre. Perché noi tendiamo al modello dei nostri genitori, cioè c'è poco da fare. Cioè per quanto le madri ci provino in ogni maniera a distruggerci, a darci dei complessi, per quanto i padri ci provino a distruggersi con la loro sé, noi tendiamo a loro sistematicamente. Proviamo a staccarci, ma c'è quel conosciuto che ci permette di rallentare la caduta o di impedirla di colpo. Io sono diventato mio padre in una totale identificazione dello sguardo ed è un processo che mi è servito a comprendere il modo con il quale io osservo la realtà.
Molti mi chiedono cos'è che si può fare oggi per quello che accade a Lampedusa, insomma. Non esiste la risposta, però io dico sempre, bisognerebbe iniziare ad ascoltare, che è ciò che non viene fatto, cioè ascoltare il perché e il per come di quello che sta accadendo, direttamente dalle voci dei testimoni, che sono le persone che vivono e lavorano nella frontiera e gli stessi soggetti del viaggio. Se avete notato, io non ho mai adoperato fino ad ora la parola migranti, perché a Lampedusa non la usava, almeno, sono 2 anni che non vado, non la usava nessuno. Cioè, come le chiamavano? Persone. Per 20 anni la TV e i giornali li chiamava clandestini, facendo un vulnus al sistema giuridico e uno stupro al vocabolario d'italiano, in quanto la clandestinità è una condizione stabilita da un giudice in seguito a un permesso che viene rifiutato. Cioè tecnicamente ogni persona che arriva è richiedente asilo, profugo. Ma vuoi mettere l'uso manipolatorio delle parole che già in sé hanno un pericolo, la clandestinità. Hai già dentro una costruzione di senso in una sola parola. Di base, se mai doveste leggere o ascoltare qualcuno che usa la parola clandestino, ecco, avete di fronte uno che non sa un cazzo di quello che sta dicendo. O lo sa e sta agendo in malafede. Nel momento quindi in cui proviamo a prestare ascolto a ciò che accade a Lampedusa, cerchiamo di compiere l'operazione di risarcimento che la scrittura fa rispetto alle ferite del presente, ovvero provare a dotare di senso la stessa esperienza, con frasi che abbiano un inizio, uno svolgimento, una fine, e concatenate costruiscano una pagina, il capitolo e l'intera struttura. Questo è il momento per raccontarvi il senso di ogni lavoro di scrittura con una storia terza, che è una storia desunta dal mondo ebraico, che racconta in realtà la necessità del racconto per la sopravvivenza stessa della persona. Ma è proprio l'esperienza del trauma che te lo fa capire. O tu riesci a raccontare il trauma, riesci quindi ad accettare il fatto che hai subito un abuso. Non è un caso che, per esempio, chi viene stuprato, è il caso qua delle donne, provi profonda vergogna di se stesso per l'essere stato vittima. E si ritrova poi in un contesto culturale che è quello del patriarcato, che vittimizza, che colpevolizza la vittima. Ecco, bisognerebbe scardinare questo patriarcato che è dentro di noi per riuscire ad ascoltare e osservare quello che sta accadendo. E la storia è questa. Quando il Baal Shem si trovava in una situazione di difficoltà e pericolo, si recava in un posto preciso nel bosco e accendeva un fuoco e recitava le preghiere. E come da suo desiderio, la situazione si risolveva per il meglio. Ma quando una generazione dopo il Maggid di Messerich si trovò nella stessa situazione di difficoltà e pericolo, subito corse nel punto preciso nel bosco e disse: non sappiamo più accendere un fuoco.
ma possiamo ancora recitare le preghiere. E le preghiere furono dette e anche quella situazione si risolse per il meglio. Ma quando una generazione dopo Moshe Leib di Sassov si trovò nella stessa situazione di difficoltà e pericolo, subito corse nel punto preciso nel bosco e disse: non sappiamo più accendere un fuoco e abbiamo dimenticato come si recitano le preghiere. Ma ci troviamo qui in questo punto preciso e tanto deve bastare. E infatti bastò, e anche quella volta il problema si risolse. Ma quando, una generazione dopo, Rabbi Israel di Rishin si trovò nella stessa identica situazione di difficoltà e pericolo, non uscì neanche di casa. Rimase chiuso nella sua stanza, seduto nella sua sedia e disse: non conosciamo più il posto nel bosco e non sappiamo più accendere un fuoco e abbiamo dimenticato come si recitano le preghiere. Ma di questo ancora possiamo raccontarne la storia. E anche quella volta questo bastò. L'altra parola, e con questa chiudiamo, che lo sono? Siamo stati... che viene adoperata sempre, è la parola origine. E allora raccontiamo la nostra origine. Una ragazza fenicia scappa dalla città di Tiro in fiamme sotto assedio. Scappa. E durante la corsa il piede sprofonda nella sabbia del deserto, ma non si ferma, continua a correre finché davanti c'è il mare sterminato. Compare un toro bianco che si curva e le offre il dorso facendosi barca. La ragazza sale sul dorso del toro e attraversa il mar Mediterraneo e sbarca nell'isola di Creta. Il nome della ragazza è Europa. Questa è la nostra origine. Noi siamo figli di una traversata in barca. Buonasera a tutti. Grazie. Acqua. Grazie. Allora, vi racconto un'ultima cosa. La mia amica Paola, da che ci vedevo primo sbarco, domani vado da lei, mi raccontò sta cosa. Fa: Davido, io non avevo capito niente di quello che sta accadendo perché ero convinta che queste persone fossero solo la sofferenza, i ferite. E mi dice lei che stava commettendo proprio un errore del paternalismo, proprio del patriarcato. Mettere l'altro nella condizione della vittima per continuare a tenerlo in subalternità. Uno dei libri capitali della nostra coscienza è Guerra e Pace. Perché Tolstoi tendenzialmente capisce una cosa: la storia è qualcosa che si dà nel movimento di tutti i suoi componenti. Sono tanti tasselli che si muovono tutti quanti assieme.
e tutti quanti agiscono e interagiscono e portano avanti la storia stessa. Questo è avere pace, null'altro. E Paola mi dice, io ho capito quello che stava succedendo quando è venuto a bersi un caffè a casa mia il curdo. Cioè, minchia, era simpatichissimo Guido. Faceva morire alle risate. E ha capito che il racconto era completamente sbagliato, anche perché noi ci aggrappiamo ai dettagli più cruenti, in qualche modo anche per smuovere la logica della coscienza, ma in realtà l'essere umano è qualcosa di molto più complesso e vasto rispetto alle ferite che subisce. E la voglia di stare assieme, di andare a casa con gli altri, di bere un caffè e di raccontare barzellette. E il curdo ha raccontato alla mia amica Paola, al suo compagno Melo, una barzelletta, questa. Un curdo muore e va all'inferno e inizia a piangere. Piange, 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 il pianto del curdo arriva al Padre Eterno che ci manda giù l'angelo e l'angelo va nell'inferno e fa: curdo, perché piangi? E il curdo dice: non ci voglio stare qui, non ci voglio stare qui, non ci vuoi stare qui. Amoni, vieni con me. Piglia il curdo e se lo porta in paradiso. E il curdo piange, piange, piange. Come sei in paradiso? E il curdo piange, piange, piange. Ci va Dio e dice: curdo, piangi. E lui piange, piange, piange. Perché piangi? Non ci voglio stare qui. Dio fa: dov'è che vuoi andare? Il curdo lo guarda e gli dice: in Germania. Ciao. Ringraziamo Davide e Nia per questo squarcio su Lampedusa e per la riflessione sulla parola e sulla narrazione che di queste vicende, come delle altre, si può avere e si può indirizzare in direzioni diverse. Grazie a tutti e alla prossima.